Eder. Mech. Pallister. Tatiana tra macere, tra Koch, coltello e indagini chiuse, tutti i dubbi sugli 11 giorni di buio. La storia di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò, è stata raccontata per giorni come un giallo a lieto fine, ma pieno di zone d'ombra. Il pomeriggio del 24 novembre la ragazza scompare, vengono avviate ricerche in tutta Italia e si teme il peggio. 11 giorni dopo viene ritrovata viva a pochissimi metri da casa, nella mansarda dell'amico Dragos Ioan Gheormescu, 30enne di origine rumena, con cui aveva intrecciato una relazione. È un lieto fine solo in apparenza, perché da allora si è aperto un fronte di domande, sospetti, smentite e nelle ultime ore anche la chiusura formale delle indagini per mancanza di reati. Secondo le ricostruzioni, a voler sparire sarebbe stata la stessa Tatiana. Avrebbe trovato in Dragos una sponda per allontanarsi dalla quotidianità, rifugiandosi nella sua piccola mansarda a Nardò, a poche centinaia di metri dall'abitazione di famiglia. La scomparsa viene quindi inquadrata come allontanamento volontario, dentro una relazione appena sbocciata che i due avrebbero voluto vivere lontano dai riflettori dei genitori e del paese, mentre fuori si mobilitavano forze dell'ordine, volontari e un'attenzione mediatica crescente. Quando i familiari la raggiungono al momento del ritrovamento, però, davanti ai loro occhi non c'è l'immagine di una 27enne che ha semplicemente passato 11 giorni da innamorata. Rino Tramacere racconta che la figlia era sofferente, smagrita, senza forze, incapace persino di reggersi in piedi. Dice che l'hanno dovuta portare via letteralmente a forza di braccia. In più racconta che, per come l'hanno vista, è impossibile per lui credere alla narrazione di un semplice allontanamento gestito con leggerezza. Dopo il rientro a casa, Tatiana si chiude nella sua stanza e nel silenzio. Il racconto del padre è quello di una ragazza che non vuole vedere nessuno, non parla, non chiede nulla, rimane ancora sotto shock, mentre i familiari cercano di proteggerla da giornali, televisioni, social e polemiche esplose sulla sua vicenda. Avrebbe riacceso il cellulare, seguirebbe in parte quello che si dice sul suo conto, ma molte cose la ferirebbero. La famiglia insiste sul fatto che dietro il caso c'è una persona che ha bisogno di recuperare serenità, prima ancora che di rispondere alle curiosità del pubblico. Sul versante opposto c'è la versione di Dragos Ioan Gheormescu e del suo legale Angelo Greco. Il 30enne parla di una convivenza decisa insieme, di un sentimento reciproco e di un amore che li avrebbe spinti a vivere quei giorni chiusi nella mansarda. Racconta che già un mese prima avevano salvato un gattino e che proprio quel pretesto sarebbe stato l'innesco dell'ultima salita a casa sua. Sostiene che Tatiana gli avesse chiesto di non dire nulla a nessuno, che lui avrebbe sottovalutato le conseguenze della decisione, travolto dall'innamoramento. Il difensore sintetizza così la linea ufficiale. Nessun maltrattamento, nessuna costrizione, solo un allontanamento volontario frutto della volontà della ragazza, con una convivenza consenziente. L'avvocato Greco entra anche nel dettaglio delle condizioni fisiche della giovane. Da un lato riconosce che i genitori l'avrebbero trovata priva di forze e, secondo alcune ricostruzioni, addirittura denutrita. Dall'altro precisa che, a suo giudizio, questo non sarebbe il risultato di una volontà deliberata di Dragos di lasciarla senza cibo, ma semmai di una scarsa attenzione al loro regime alimentare durante quei giorni chiusi in casa, in un contesto che lui continua a definire consensuale. Nega qualsiasi forma di violenza o sopraffazione e ribadisce che il legame fra i due sarebbe stato affettuoso e reciproco. La frattura fra le due narrazioni si vede con chiarezza se si mettono in fila i 4 misteri che la vicenda porta con sé. Il primo riguarda le dichiarazioni rese da Dragos nelle fasi iniziali delle ricerche. Quando Tatiana è ancora formalmente scomparsa, lui nega di sapere dove si trovi, pur sapendo che la ragazza è in realtà nella sua mansarda. A tradire la versione iniziale sono le immagini di una telecamera di videosorveglianza che riprendono 2 sagome attribuite a Tatiana e a Dragos dirigersi insieme verso la sua abitazione la sera del 24 novembre. Solo dopo, messo di fronte all'evidenza, il ragazzo cambia versione. L'atteggiamento, percepito da molti come una bugia consapevole alle forze dell'ordine, resta al centro delle domande della famiglia e dell'opinione pubblica. Il secondo mistero è la gestione di quegli 11 giorni di reclusione volontaria o presunta tale.
Che vita hanno fatto Tatiana e Dragos in quella mansarda minuscola di Nardò, descritta come piena di piatti sporchi, mozziconi di sigarette e disordine? Se hanno avuto contatti con l'esterno, come hanno gestito l'alimentazione, in che modo si è arrivati allo stato di debolezza con cui lei è stata ritrovata? A chi spettava decidere cosa mangiare, quando uscire, se uscire? Su questi aspetti, al di là delle formule generiche, né Tatiana né Dragos hanno finora offerto un racconto pubblico dettagliato e le poche informazioni arrivate agli inquirenti non sono state rese note nei particolari. Il terzo enigma è quello del coltello. Quando i carabinieri fanno irruzione nell'abitazione di Dragos, Tatiana viene trovata sola e impugna un piccolo coltello. Da chi pensava di doversi difendere? Era un gesto di paura istintivo verso chi stava entrando in casa. Era un modo per proteggersi da qualcun altro. Oppure un gesto confuso di una persona spaventata dopo giorni di tensione. È uno dei particolari che più colpiscono, perché stride con l'immagine della convivenza felice e consenziente. Una ragazza che alla vista delle divise non corre verso di loro ma afferra un'arma, sia pure di piccole dimensioni, e si nasconde. Il quarto punto in sospeso riguarda il motivo reale della fuga e soprattutto del silenzio ostinato che è seguito. Da che cosa stava scappando Tatiana? Dal peso dell'esposizione sui social, dove è seguita per le sue poesie e i suoi contenuti, da un disagio personale, familiare o lavorativo, da una relazione complicata, da se stessa. In alcuni commenti è stato ipotizzato che la scomparsa potesse essere stata in parte inscenata anche per cavalcare l'onda mediatica. In altri, compresi i racconti della famiglia, questa ipotesi viene respinta con forza e giudicata offensiva. In più, secondo indiscrezioni giornalistiche, la ragazza avrebbe confermato agli inquirenti che l'allontanamento per un paio di giorni era stata inizialmente una sua scelta e non il frutto di un sequestro, salvo poi trasformarsi in un caso fuori controllo. La famiglia, però, continua a non riconoscersi nella versione di un mero allontanamento volontario scappato di mano. Il padre Rino e il fratello Vladimir sottolineano che, per le condizioni in cui è stata trovata la 27enne, non è credibile pensare a una ragazza padrona della situazione, capace di gestire una fuga mentre a casa vivevano nel terrore. La convinzione dei parenti è che ci sia ancora molto da accertare su cosa sia realmente avvenuto in quei giorni nella mansarda di Dragos, al di là delle definizioni giuridiche. In questo quadro già complesso si inserisce l'ultimo tassello, quello che riguarda l'operato degli inquirenti. Il comandante del reparto operativo di Lecce ha spiegato che gli accertamenti condotti finora hanno portato a chiudere sostanzialmente il fascicolo. Non emergono fatti di rilevanza penale che richiedano ulteriori approfondimenti. Dalle verifiche risulta che Tatiana era libera di muoversi nell'appartamento di Dragos e che al momento del blitz dei carabinieri si trovava da sola, tanto da scegliere di nascondersi in fondo a un armadio su una terrazza, invece di chiedere aiuto. Nessun sequestro, nessun reato contestato e al momento nessuna imputazione per maltrattamenti o per false dichiarazioni agli organi di polizia. La linea ufficiale è quindi quella di un caso chiuso dal punto di vista penale, con Tatiana descritta come libera di scegliere di restare e di nascondersi, e Dragos come un amico fidanzato che ha certamente mentito nelle prime fasi, ma senza che questo sia diventato, almeno per ora, materia di contestazione formale. Una conclusione che molti, a partire dai familiari, considerano una risposta giuridica, ma non ancora una risposta umana. Per loro il fatto che non ci sia un reato non significa che non ci siano responsabilità morali o quantomeno dinamiche opache che meritino di essere chiarite. Le domande che attraversano Nardò e il dibattito nazionale sono quindi doppie. Da un lato ci si chiede se la gestione investigativa sia stata troppo morbida, visto che Dragos ha negato a lungo di sapere dove fosse Tatiana, pur avendola in casa. E se non fosse il caso di approfondire almeno il capitolo delle dichiarazioni rese ai carabinieri. Dall'altro ci si interroga sul confine fra libertà individuale e tutela della persona fragile. Quanto margine ha un adulto di scomparire e restare chiuso in una stanza per 11 giorni, mentre i familiari vivono un incubo, senza che questo, giuridicamente, diventi altro che una scelta personale. Al centro resta Tatiana, che per ora non parla, non racconta e non scioglie i nodi che ruotano intorno a lei. Il padre chiede tempo e rispetto, sottolinea che la figlia ha bisogno di curare ferite fisiche e psicologiche
e solo in un momento successivo potrà forse trovare la forza di spiegare i motivi della sua fuga e del suo silenzio. La vera partita, al di là della chiusura formale delle indagini, è se lei e la sua famiglia vorranno usare quanto è accaduto per reclamare un diritto alla verità piena su quegli 11 giorni di buio. Fino ad allora il caso resterà un giallo a metà fra il diritto di sparire, la responsabilità di chi ti ospita e il dovere delle istituzioni di capire quando una libertà apparente nasconde una fragilità che ha bisogno di essere protetta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.